sono trovato un giorno a Roma in partenza per l'Africa orientale, dove volevo fare il pioniere. Mi hanno portato improvvisamente di fronte a Roberto Dandi, che allora era uno dei produttori della Cines, il quale stava cercando il protagonista di Ballerine, che fu il mio primo film. L'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tante forte che non cederà, non fiorirà. E comincia, c'è il 25 luglio e comincia il mistero nella biografia di Centa, perché mentre quasi tutti gli attori e quasi tutti i registi italiani, bene o male, sono rimasti a Roma, e mentre pochi hanno accettato l'invito della Repubblica di Salò, che aveva trasferito Cinecittà a Venezia, nel Cinevillaggio di Venezia, Centa ha assunto un comportamento per me enigmatico, perché non è rimasto a Roma, ma non è nemmeno andato a Venezia con quelli di Salò, diciamo così, però è andato nella zona della Repubblica, cioè nel suo Friuli che apparteneva alla Repubblica Sociale. A fare cosa non lo so. A fare cosa non lo so, sembrava da una fotografia che ho visto, che lo ritrae con la sua moglie di allora, tra l'altro ha avuto più di una moglie, lui, molto belle tutte, a passeggio sorridente per Cortina, non riesco a capire quali potessero essere le sue attività in quel periodo. Fatto sta che lui dalla metà del 43 sparisce dal cinema, sparisce dagli schermi, per ricomparire poi nel 46, ma era già un po' invecchiato. Poi lo rivediamo in un film eccellente invece, che è Assunta Spina con un'Anna Magnani strepitosa. Lui è di nuovo un perdente anche qui in qualche modo, è il cattivo, è il seduttore. Io non mi sono stancato, ma chiunque al posto mio. Federico mio, Federico mio, Federico mio, Federico mio, Federico.